con il numero 9 Nicola Retic, con il numero 3 Andrea Della Valle, con il numero 9 Silvio Cosenaro, con il numero 6 Andrea Borgo e con il numero 26 Marco Zanti, allenatore Diego Mir. Ubroker Scandiano, con il numero 85 Mattia Verona, con il numero 87 Davide Ballestero, con il numero 23 Mark Coi, con il numero 9 Alessandro Franchi, con il numero 21 Sergio Becca, con il numero 96 David Gelma, con il numero 8 Massimo Tataranni, con il numero 5 Nicolò Pisani, con il numero 17 Lorenzo Barbieri, con il numero 1 Matteo Vecchi, al signor Roberto Crudeli, arbitro di incontro i signori Calmanzi da Cosa. A tutti voi una buona serata. Amici sportivi, benvenuti al Pala Regnani di Scandiano per la prima giornata del campionato di Serie 1 di hockey su pista. Questa sera di fronte Ubroker Scandiano e Lanaro Breganze. Sabato 28 settembre, una novità per l'hockey, giocare l'inizio del campionato in settembre. Sono cambiate tante cose anche nella formula. Chi vi parla è Sandro Rainieri, Alessandro Tirelli alla cinepresa e alla regia Manuel Stefani. Dicevamo, prima giornata di questo campionato che inizia in settembre, avrà una formula diversa, sono sempre 14 squadre, le prime 6 alla fine del regular season andranno ai playoff direttamente, dalla settima alla decima faranno un pre-playoff, nel senso che si giocheranno gli altri 2 posti di accesso, la settima e l'ottava posizione, mentre dall'11ª alla 14ª, con la classifica che avranno alla fine della regular season, si giocheranno la permanenza o la retrocessione, 2 retrocessioni anche quest'anno ovviamente, quindi formula cambiata. Le prime 8 al termine del girone d'andata andranno alla finale di Coppa Italia, quindi grandi novità, il campionato più lungo. Era ora, dobbiamo dire, siamo sempre stati sostenitori di un campionato un po' più lungo, un campionato troppo invernale, l'hockey su pista si allinea un pochino con gli altri sport. Vediamo questa partita, vediamo il Breganze che ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso, erge sul petto proprio lo stemma della Coppa Italia. Breganze che attaccherà da destra verso sinistra, maglia grigia, mentre Scandiano in maglia rosso-blu, da sinistra verso destra. Tante novità da una parte e dall'altra. Scandiano ha quasi rivoluzionato l'intera rosa, parte capitano Alessandro Franchi, è rimasto insieme al portiere Mattia Verona, mentre intanto inizia la partita. Vediamo anche quintetti, ora vediamo Scuccato che manovra, Mitians, Samuel Amato, la novità di questo Breganze, e Teixido, non importa Francisco Veludo, l'anno scorso in forza al Vercelli, ha perso qualche pezzo pregiato il Breganze, ma ha acquistato Samuel Amato, un grosso giocatore di grosso affidamento, poi è composta anche da tanti giovani, uno tra tutti Andrea Borgo, sentiremo un gran parlare di lui. Prima iniziativa dei vicentini, maglia grigia questa sera, vincitore abbiamo detto della Coppa Italia l'anno scorso ai danni del Sarzana, vera e propria rivelazione del campionato scorso. Marcoi subito recupera palla, contropiede, Tataranni tira fuori, ha dato l'illusione ottica, l'ha colpito bene ma è andato fuori misura. Tantissime novità in casa Ubroker, abbiamo detto, sono rimasti Mattia Verona e capitano Alessandro Franchi a fronte di una campagna acquisti sensazionale. Qui a Scandiano è tornato Massimo Tataranni, aveva cominciato, diciamo, l'avventura hockeyistica fuori Matera, qui proprio a Scandiano 20 anni or sono, giocando anche la Coppa dei Campioni contro Barcellona, ricordiamo bene, su questa pista con un altro fondo e degli altri spalti.
stato acquistato dal Vercelli anche David Ballestero, difensore dal potente tiro. Tattarani ha avuto qualche problema, è uscito subito al posto del concittadino Sergio Festa, che fa il debutto anche egli al Palaregnani. Tattarani ha bisogno di cure mediche, probabilmente ha preso un colpo, vediamo che si tocca la testa. Dicevamo dell'acquisto di Ballestero, difensore possente, dotato di un gran tiro da fuori, ma l'attaccante Sergio Festa da Viareggio ha avuto un inizio un po' tribolato, ma è venuto fuori alla grande, come un po' tutto il Viareggio, al momento che non aveva cominciato tanto bene la stagione l'anno scorso, ma è arrivato quasi a vincere lo scudetto, ha portato a gara 5 Forte dei Marmi, ha perso di un gol, dove proprio nella finale Sergio Festa è reso assoluto protagonista della partita, della serie. Ma l'acquisto sicuramente sensazionale in casa scandianese, Marcoi, vero pezzo pregiato di questo mercato, numero 23, lo vediamo in pista a manovrare il suo primo pallino in questo momento. Cerca un'iniziativa personale, cerca di entrare, viene stoppato da Mitians, che non fa partire il contropiede. Samuel Amato, salutiamo i tifosi che ci vedono e ci ascoltano da Breganze, come tutti così gli sportivi che seguono da questa diretta. Vediamo Scuccato, tenta il tiro che finisce fuori di poco, con Verona che sembrava controllare la traiettoria. Festa un po' lento nel caricare, fallo ora di Festa, che a detta di Carmazzi ha spostato il bastone del suo avversario. Mitians, Teixido, ricordiamo Teixido l'anno scorso uomo partita, vincitore del premio Broker, che si terrà anche quest'anno, quindi a fine partita verrà stabilito da Massimo Bassi, che salutiamo, che è appena arrivato, dal sottoscritto e da Claudio Lavaggi. Vedremo chi sarà il primo man of the match. Scandiano che quest'anno parteciperà anche alla World Skate Cup, l'ex Eurocup, e avrà di fronte, mentre vediamo Sergio Festa, gol di Festa che finta un passaggio, va sulla sinistra e lascia partire un missile che si insacca il set, e dopo 3 minuti e 33 porta in vantaggio Scandiano, Lubroca Scandiano 1, Breganze 0, gol di Sergio Festa appena subentrato da Tattarani, che vediamo ancora nelle mani dei sanitari. Sergio Festa bagni così il debutto a Scandiano. Ubroker si porta quindi in vantaggio, bella iniziativa personale, finta di passaggio in con 3, girata e tiro secco che finisce al 7, quindi bella iniziativa personale, porta in vantaggio Scandiano, che ha iniziato molto bene dopo una fase di studio da parte di ambedue le squadre. Quest'anno Scandiano ha ambizioni, punta a entrare direttamente ai playoff, anzi andando per gradi, bella parata intanto di Mattia Verona, andando per gradi punta a entrare nelle prime 8, innanzitutto alla fine del girone d'andata, per disputare la Final 8, dopodiché l'obiettivo è il 6° posto per arrivare direttamente ai playoff. Intanto gli altri fermano un attimo il gioco, valutano insieme agli arbitri di tavolo se c'è stato qualche problema. Al cronometro che segna 20:33 da giocare ancora nel primo tempo, 1-0. Crudeli cercava di dare qualche indicazione, l'arbitro gli richiama perché non è il momento, si deve riprendere il gioco. Dicevamo che Scandiano disputerà anche la World Skate Cup contro il Darmstadt, la prima giornata qui a Scandiano sabato 19 ottobre, l'andata si terrà 4 settimane più avanti in Germania, al ritorno, avversario come primo turno ovviamente alla portata, poi vedremo. Chiaro che la società vuole fare più strada possibile anche nelle coppe europee.
Per i non esperti di hockey la World Skate Cup è praticamente una sorta di Europa League del calcio. Quest'anno varie squadre hanno avuto la possibilità di cambiare orario e anche giorno per le partite casalinghe, così è per Correggio e Trissino, che giocheranno le loro partite tra due amiche alla domenica alle 18. E salutiamo anche il ritorno di Correggio nella massima serie, che debutterà proprio domani, perché ha scelto come giorno di partita alla domenica, mentre perde una brutta palla Ballestero dalla distanza. Brutto tiro di Samuel Amato, contropiede, è un 4 contro 2, attenzione Coy, finta di tiro, perde forse l'attimo, riesce a tirare, non trova il primo angolo. Fallo di David Gelma, secondo fallo di squadra scandianese. Briganza, dicevamo, l'anno scorso è stato grande protagonista vincendo la Coppa Italia, un po' sorpresa, anche perché nella stessa finale contro Sarzana era lanciatissimo, aveva fornito delle prestazioni eccezionali, è stata una vera rivelazione il Sarzana dell'anno scorso. Quest'anno il Briganza ha cambiato qualche cosa, ma ha mantenuto lo stesso allenatore Diego Mir, che a mio avviso è uno dei migliori della Serie 1. Parte il contropiede Scandianese, intanto Ballestero si ferma, però Marco, è brutta palla questa persa da Scandiano, che si è un po' smarrita dopo il primo gol in questi 3 minuti. Attenzione, ora Sergio Festa, la possibilità di andare in contropiede dopo un errore di Mittians, partito insolitamente male Mittians in questa partita. Coy cerca di eludere la marcatura di Tixido. Festa, che è entrato bene in partita. Marcoy fa secco subito Mittians, cerca di entrare in area con un'azione personale, non vi riesce, da lontano ancora David Gelma, ritmo alto, da lontanissimo Gelma trova la stecca di un avversario, riparte il contropiede, Gerai Tixido, bravissimo Ballestero a fermarsi. Ora si ferma anche Scandiano per rifiatare un secondo. Squadra molto più fisica Scandiano quest'anno e grossi tiratori dalla distanza, perché abbiamo detto di Ballestero, Marcoy ha un tiro secco e potentissimo, così come David Gelma, e non parliamo di Tataranni, più volte stecca d'oro in questo campionato. Fallo di squadra, ancora il terzo, deve stare attento Scandiano. 3-0 il computo dei falli di squadra. Abbiamo detto che a differenza dell'anno scorso, dove tirava praticamente solo Mattias Baieli, che ha vinto la Coppa di Francia, salutiamo anche lui, quest'anno molti più tiratori dalla distanza e squadra più fisica. Dovrà confermarsi ad alti livelli Mattia Verona questa stagione e avere molta continuità, come in questo caso, che riesce, nonostante il tiro partito dalla distanza sicuramente non vedeva, attenzione, scivola David Gelma a ritornare per non favorire il contropiede di rimessa. Vediamo Andrea Scuccato, Mittians, Tixido, lato sinistro dell'attacco, scambia con Samuel Amato, grosso tiratore invece dalla parte vicentina. Non ci sono state grosse occasioni a parte il gol in questi primi 7 minuti di gioco. Ballestero, difesa forte su Tixido e Mittian sono i pericoli numero 1 e numero 2 di questa squadra. Ha mantenuto l'ossatura di questi stranieri. Dicevamo, salutiamo il Correggio, che è tornato nella massima serie. Il derby ci sarà fra poco, perché sarà fra meno di un mese, il 23 ottobre, un infrasettimanale. Gli infrasettimanali si giocheranno sempre di mercoledì. Tataranni rientra in pista, ha giocato pochi secondi, poi aveva subito un colpo e ora riprende confidenza col controllo di palla. C'è il debutto a referto anche di Lorenzo Barbieri per un problema dalla distanza. Intanto tira Gelma, palla poteva essere deviata, time out. Intanto dicevamo che per motivi personali Brusa non farà più parte della squadra scandianese, è stato tesserato Samuele De Pietri, che non ci sarà questa sera, sarà a partire dalla prossima partita per problemi personali anche lui. Samuele De Pietri, voluto dal tecnico Crudeli, conosce bene il gioco scandianese, anche se dovrà
mettersi un attimo in sesto dal punto di vista del ritmo. Sicuramente darà una grossa mano a questa squadra per cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali. Il Pietro artefice della promozione dalla 2 alla 1 qualche anno fa qui con Scandiano, da capitano ritorna a Scandiano al posto di Brusa. Lo vedremo sicuramente nella prossima partita tra le mura amiche. 17:06 al termine della prima fazione di gioco. Ubrock Scandiano 1, Breganze 0. Marcatura ad opera di Sergio Festa, che è tornato in panchina per far spazio al suo concittadino, abbiamo detto, Massimo Tataranni. Tataranni, acquisto di grosso spessore, più volte capocannoniere, campione d'Europa, iniziato proprio la carriera fuori Matera qui a Scandiano, mentre Marcoi se ne va, subisce fallo, ci pensa un attimo Gian Gregorio, poi dà il fallo di squadra normale. A nostro avviso ha fatto anche bene. Ha qualcosa da dire Marcoi a Samuele Amato, certamente. Marcoi, esperienza del campionato spagnolo, super acquisto scandianese. Marcoi, vediamo come si comporta stasera. Mittias controlla bene Ballestero che gli sta alle costole, praticamente come una marcatura a uomo. Teixido ha un po' di spazio, Mittias, attenzione dalla distanza, cerca deviazione di attenzione ora Gelma, perde palla, non è la prima. Gelma stato dalla Valle, intanto avevamo visto bene. Dall'altra parte Mattia Verone bravo ad anticipare Teixido. Ora Marco cerca un assist per il taglio di Ballestero, non vi riesce, riparte subito Mittias, tira Mittias, deviazione di Tataranni che sta nella traiettoria, poi recupera anche la pallina, cerca di far ripartire il contropiede, così è. Ballestero ha spazio, attenzione, un buon tiro, finta il tiro, ha spazio, ancora Ballestero fuori di un soffio. Buona azione personale di Ballestero che si è creato lo spazio per il tiro, l'arma più potente che ha, finito fuori di poco. Sono arrivati intanto i tifosi del Breganze anche, che seguono dappertutto la propria squadra del cuore. Mittias va a caccia della palla Ballestero, ora si cambiano la marcatura. Teixido vede bene Mittias dall'altra parte, bravissimo Tataranni ancora a rimetterci il bastone, a deviare il tiro. Scandiano avrà bisogno dei gol di Tataranni quest'anno, l'anno scorso era ultima statistica a livello di tiri diretti. Attenzione, Marcoi un po' di spazio, ha spazio anche Ballestero che parte da ultimo uomo. Tataranni è stato acquistato per fare gol, diciamo, non lo scopriamo certo noi, anche per cercare di risollevare Scandiano dall'ultima posizione dei tiri diretti l'anno scorso come percentuale di realizzazione davvero magra. Gioco di crudeli e dispendiosi, ma crea tante occasioni. L'anno scorso sono stati troppi errori sotto porta per un campionato che poteva anche essere qualcosa di più del 10° posto. Tataranni tocca male la palla, non si intende con Gelma. Attenzione ora, bravo Ballestero a tornare, alza e schiaccia di Mittias, finisce fuori poco. Prima disattenzione della retroguardia scandianese che aveva retto finora molto bene gli attacchi veneti. Marcoi deve ancora entrare in partita. Ballestero, Tataranni, cerca gol di Tataranni, non sappiamo se abbia voluto passare la palla in mezzo per Coi, di fatto che senza guardare a uscire glielo chiederemo se ha voluto tirare o meno. Fatto sta che la palla si è infilata alle spalle di Veludo e 2-0 per Ubrock Scandiano quando mancano 14 minuti e 13 secondi alla fine del primo tempo. Vede un blocco di Mittias, l'arbitro subito riparte. Tataranni, pattino questo, si è fermato addirittura Mittias, questo è fallo invece da parte di
Andrea Borgo, è entrato giovanissimo, 17enne Andrea Borgo, sentiremo parlare di lui. Diego Mir ha rimescolato un po' le carte, sono rimasti Mitias, Samuel Amato, Borgo e Dalla Valle. Ballestero fa finta di andare a sinistra, va a destra, poi scarica su Marcoi, tiro di Coi, deviato e rasoterra insidioso. Ci arriva Veludo che è stato sorpreso da Tatarani. Tatarani è uscito da dietro porta, ha messo in mezzo o tirato, non abbiamo capito le intenzioni, ma la palla è entrata. Tatarani ce li ha questi colpi, lo sappiamo. Primo gol scandianese anche per Tatarani. 2-0 per Scandiano che ha iniziato bene. Dall'altra parte cercano sempre i veneti di dare la palla in mezzo, qualche spizzata. Bravo Armaro nel raddoppio. Ballestero recupera palla, ha un po' di spazio, palla Tatarani, tiro Tatarani al volo, ci arriva Veludo, stavolta con qualche difficoltà. Dalla Valle qualche difficoltà nel controllo, all'indietro per Mitias. Bravo Ballestero a stargli e a dietro a portarlo fuori dalla zona pericolosa. All'indietro per Samuel Amato, si porta sulla sinistra Samuel Amato, devono evitare i tiri da fuori di Amato, anche perché piazzano sempre ai giocatori veneti un uomo davanti al portiere in grado di ribattere in porta o di deviarla, come in questa occasione che ha controllato bene da Marco e fa ripartire bene il contropiede. Tatarani in mezzo per Gelma che non ci arriva e subisce fallo. È stato bravo Gelma, si rammarica con se stesso per non essere arrivato primo sulla palla. Non abbiamo capito se ha fischiato fallo di squadra. Carmazzi. Computo dice 3-3 quando siamo a metà primo tempo qui a Scandiano. Scandiano si presenta, la nuova versione di Scandiano, diciamo, si presenta nel primo quarto di partita molto bene, proprio i tifosi. Gelma, Marcoi cerca di lasciare sul posto Borgo che sta con lui, volta non ha paura, non ha timore di affrontare un campione come Marcoi. Tatarani parte dell'ultimo uomo, palla in mezzo, non riesce a controllare Gelma, un po' difficile questa palla. Mitias, lato sinistro, non riesce a ripartire Gelma, si arrabbia perché poteva essere una potenziale occasione di contropiede 1 contro 1. Borgo, Amato, Mitias, all'indietro per Borgo, lato sinistro Borgo va dietro porta, controllato da Coi, bella palla, molto attento Ballestero, ottima prova di Ballestero finora. Marcoi non si avvede, David Gelma qua doveva essere più attento perché Marcoi gli ha dato una bella palla, era un po' alto, attenzione, tiro deviato, la palla rimane lì. Verona in qualche modo riesce a portarla fuori con la collaborazione dei suoi, poi chiede più attenzione davanti a porta. Mattia Verona, pronto il capitano Alessandro Franchi intanto a fare il suo esordio in quest'anno, prende il posto di David Gelma. David Gelma prova a tratti convincente, qualche volta poteva essere un po' più attento. Vediamo se entra in partita subito Ale Franchi, unico superstite degli esterni scandianesi quest'anno. Ballestero a spazio, Ballestero tira, molto bravo a rimanere con lui, Scuccato che nel frattempo è rientrato. Ballestero ancora, buon ritmo di Scandiano, ma brutta palla questa per Franchi, forse meglio fargli fare 2 palleggi a Franchi per farlo entrare in partita, era una palla difficile questa. Scuccato, si gira su se stesso, Ballestero molto attento. Crudelli ha detto di essere al 60% della condizione fisica, all'80% l'abbiamo visto che in questi primi minuti Scandiano corre molto e delle potenzialità invece al 60%. Ha detto che ci vorrà un pochino per arrivare al 100%, d'altronde la stagione quest'anno è lunga e finalmente si parte da settembre, anche se siamo alla fine. Vedremo un po' più di hockey grazie a questa nuova formula. Tatarani cerca, rientra, tira, ancora insidioso Tatarani, fa partire il tiro quando
anche l'avversario davanti in modo che il portiere non veda. Stavolta alla vista Francisco Veludo, l'anno scorso gran campionato a Vercelli, come anche tutto il Vercelli fece un gran campionato insieme a Ballestero, lo stesso Brusa, Alex Raffaelli. Ora finito al Lodi, facciamo un grosso in bocca al lupo anche a lui. Coi. Poi possiamo dire anche che finalmente non c'è un turno contemporaneo di Scandiano e Correggio, perché Correggio giocherà domani e chi vorrà vedere l'hockey, quindi Emilia intanto bel tiro di Tatarani, subisce fallo Marcoi, da 3-0 a 4-3, da 0-3 a 4-3 i falli di squadra. Chi vorrà vedere l'hockey potrà non avere che l'imbarazzo della scelta questa sera a Scandiano e Correggio. Poi con l'acquisto di Martin Montivero, Modena speriamo che raggiunga anche questa compagine nella Serie A1 per far sì che ci siano 3 squadre. Doppio tocco di Tatarani intanto, giusta decisione di Carmazzi di invertire la punizione. Salutiamo anche Martin Montivero, abbiamo detto, passato al Modena in A2, dove gli auguriamo di stravincere il campionato, di tornare in Serie 1 da subito. Scuccato, rientra, tiro, bella parata, distinto di Mattia Verona, riparte Tatarani contropiede, attenzione, Tatarani cerca di entrare in area, cerca di manovrare, chiede l'attenzione di Gian Gregorio che non lo degna di uno sguardo. Borgo va sulla destra, lo lasciano andare dietro porta, alza e schiaccia, pericoloso, catturata la palla da capitano Alessandro Franchi. 9 minuti al termine del primo tempo, Ubroker Scandiano 2, Breganze 0. Ritmo un po' più lento ora nella manovra da parte scandianese, perde palla, attenzione ora del Rartixido, tira ancora Tatarani, buona prova difensiva anche di Tatarani, mette sempre il bastone. Intanto anche Retis, scambia con ancora Retis, fallo di Franchi, ancata di Franchi. Vogliamo chiedere a Massimo Bassi cosa ne pensa di questa prima frazione, come vede Scandiano, come vede il nuovo Scandiano, e se sembra Breganze una squadra alla portata o se magari ti aspetti una reazione a breve. La primissima impressione è buona. Ricordiamo che oltre a quello che tu hai ricordato, cioè sulla condizione fisica che ha stimato l'allenatore Roberto Crudeli, una squadra forse in questo momento a 70-80% per quanto riguarda Amalgama, e a siamo ancora indietro e lui lo sa molto bene. La differenza tra Scandiano e Breganze è anche che Scandiano è entrato in campo con tutti i giocatori di movimento nuovi praticamente. L'assetto difensivo sta funzionando, gli unici pericoli Scandiano li ha corsi dopo aver perso palline in fase di costruzione, perché manca appunto questo. Devo dire che mi aspetto anche un contributo in crescita dal punto di vista offensivo di giocatori come Germà e anche Franchi quando subentra, per dare una mano se non altro al fatto che in questo momento sta mancando quell'affiancamento che dia quegli automatismi in fase offensiva per creare qualche pericolo in più. L'1-0 è una giocazione che è tutta merito praticamente di Festa. Azione personale, il secondo gol è stato un lampo di genio di Tatarani in uscita. È chiaro che il discorso dell'amalgama vale per tutte le squadre, ovviamente, anche se Breganze è iniziato un po' prima, perché Breganze l'impegno ufficiale l'ha già avuto, anzi 2, è stata la Supercoppa persa a Forte dei Marmi, dove il pareggio in casa, il primo obiettivo stagionale, il primo traguardo l'ha raggiunto Forte dei Marmi. Capitan Franchi appena entrato per dare supporto a Tatarani in avanti. È vero, da Gelmat ci aspettavamo qualcosina di più dal punto di vista offensivo, anche se difensivamente, a parte qualche errore di misura o di possesso, le cose sono andate abbastanza bene. Scadono i secondi e riparte subito il contropiede scandianese. Ballestero, Tatarani, vediamo se Diego Mir ha dato la carica, la scossa ai suoi. Scandiano sembra aver ripreso un pochino di velocità nella manovra. Franchi, palla Tatarani che esce, non c'è nessuno in mezzo all'area, giocano un po' in maniera perimetrale. Adesso Ballestero cerca di entrarsi un po' con la forza, ma tiene la mano di Borgo e quindi commette fallo di squadra.
cronometro, vediamo, partito adesso, vediamo qualche problema. Dall'altra parte Scuccato, aggira un po' la difesa scandianese, poi dalla palla Texido, tiro, finisce fuori, ha un bel tiro Texido, un bel tiro secco, anche dalla distanza. Marco cerca di prendere campo, Tataranni scambia con Ballestero, attacco posto per Franchi, cerca di far trascorrere un po' di secondi, Marco dalla distanza, ha alzato un pochino la traiettoria, che è preda, la pallina preda di Scuccato. Nicola Retis ne ha acquisto anche lui. Borgo, Texido, tiro di Texido, ci mette ancora Tataranni il pattino e respinge Marcoi. Brutta palla di Marcoi, l'avvenente Retis recupera, cerca di far ripartire il contropiede Veneto, tiro senza pretese, però Mattia Verona gli ridà la palla e riprende a macinare il gioco. Ora Scuccato si ferma, trova Borgo, palleggia Borgo, scarica su Texido, Retis, finta di tiro di Retis, Texido, davanti a Tataranni, nel lato destro cerca l'uscita di Retis che partecipa un 3 contro 2, attenzione Franchi, ha spazio Ballestero, palla dentro, Tataranni, non sul piatto ma sull'esterno, la palla è arrivata un pochino lunga, non è riuscito a incrociarla. Bravo Capitan Franchi ora a respingere questa iniziativa di Borgo. Scuccato, bella palla di Scuccato per il taglio di Borgo, e attento ancora Franchi nella marcatura. Mattia Verona mette la stecca, commette fallo, stecca è uscita dall'area di rigore, rientra intanto Mitians a 6 minuti e 02 dal termine del primo tempo. Ubroker 2, Breganze 0. Punizione battuta, Scuccato cerca un alzo e schiaccio un po' improbabile, recupera palla Tataranni che però non si avvede della marcatura delle retrovie, gli soffia palla Mitians. Ora Tataranni la recupera, porta in avanti Franchi, il contropiede, si ferma perché ragazzi è tornato, tutto in difesa. Tataranni, Franchi, Ballestero cerca un pochino di mantenere il possesso palla, ora Scandiano, ancora Tataranni, finta diciamo il passaggio in area, subisce fallo inutile questo di Retis. L'uomo non era pericoloso. Franchi all'indietro per Ballestero, cerca il blocco di Coi, tira dalla distanza, attenzione Coi, cerca di mettere in mezzo la palla, abbiamo visto che ci ha creduto, voleva tirare veramente, non voleva metterla in mezzo, però è stato l'unico a credere, c'è questa ribattuta e infatti era arrivato primo, ha creato un grosso pericolo. Texido, lato sinistro, dietro porta, cerca il taglio di qualcuno che non c'è. Scuccato, si accentra, tiro di Scuccato, ancora Mattia Verona in bello stile plastico. Questo era un tiro pericoloso perché Verona, ecco questo è gol intanto di Mitias che ha trovato l'angolo lontano basso, a 4,43 di mezzo allo svantaggio. Ubroca Scandiano 2, Breganze 1. Diciamo che cercano sempre Breganze di tirare con l'uomo davanti e sperano anche nella ribattuta dell'uomo in mezzo. Questa volta invece ha avuto un po' di spazio e ha portato sul 2-1 a una lunghezza di svantaggio da Scandiano il Breganze. Franchi, Coi sull'uscita Ballestero, palla per Coi, bella palla per Coi che non si avvede forse del passaggio, ancora Ballestero, palla in mezzo, ha tardato un attimo, Tataranni era pronto davanti a porta. Riparte ora a Breganze rinfrancato dal gol. Scuccato, tiene bene la marcatura Coi, ancora Scuccato, stavolta è Mattia Verona a fare buona guardia sul primo palo. Retis, palla per Texido, scambio con Mitias, ancora Texido,
Mittias non ha spazio, torna indietro. Texido. Palla in mezzo. Vagante, la recupera Retis. All'indietro per Texido, buon momento per Breganze. Ora tiro al volo di Mittias, ci arriva miracolosamente Verona, che poi la palla gli rimane lì. Ottimo intervento stavolta Verona, però Breganze sta giocando meglio ora, bisogna stare attenti perché Scandiano ha concesso qualcosina in questi ultimi minuti, e quello un po' che ci aspettavamo dal Breganze, che comunque, ricordiamo, squadra di grossa caratura, detta anche da mister Crudeli. Doppia trasferta nelle prossime 2 di campionato, la prima a Valdagno, la seconda a Sandrigo, prima del derby col Correggio in casa l'infrasettimanale mercoledì 23 ottobre. A 3:25 del termine, Uberog Scandiano 2, Breganze 1 in questa prima giornata. Il campionato di Serie 1 qui al Palaregnani. Buona affluenza di pubblico, abbiamo detto, anche per il non concomitante turno di Correggio che se la vedrà col Follonica. Se la vedrà col Follonica domani alle ore 18. Il Follonica, altra grande outsider, il livello è molto alto. Diciamo, ora Tatarani cerca di destreggiarsi in area, perde palla, la recupera Retis, è stato molto bene in partita Retis. Ora è Scuccato che entra in area, questo è rigore. Carmazzi fischia rigore. Fallo non è stato cattivo, forse è stato un po' cercato. L'anca un po' c'era, anche perché non poteva sparire Franchi. Preso con mestiere questo rigore, ci poteva anche stare, non un fallo non cattivo, ma più di ostruzione. E Mittias è pronto. Fuori area? Fuori area sì, perché dentro l'area, infatti è rigore. Abbiamo visto posizionare da prima la pallina nel dischetto della punizione di prima. Tutto pronto, Mittias contro Verona a 3:10 del termine del primo tempo. Mittias fuori, tornano subito i difensori scandianesi, ancora Mittias dentro l'area, palla per Retis, ci è arrivato troppo poco deciso Retis. Intanto la retroguardia scandianese è rientrata, brutto rigore questo di Mittias che ha tirato fuori, poteva fare sicuramente meglio un giocatore del suo calibro. Marcoi, 3 minuti al termine del primo tempo, Tatarani cerca di riprendere a giocare, Marcoi supera a secco Retis e stavolta vediamo, hanno i cartellini in mano e lo estrae Gian Gregorio. Fuori Retis e punizione di prima. Marcoi l'ha fatto proprio secco in questa occasione, uomo da una parte e palla dall'altra, e lo stesso Marcoi si incaricherà di battere la punizione di prima che potrebbe consentire a Scandiano di allungare. Buona azione personale, accelerazione improvvisa, palla da una parte, difensore dall'altra. E vediamo se la statistica questa volta parte a favore o contro Scandiano. La statistica dei tiri di rete, la maledetta statistica dell'anno scorso, se si invertirà o meno. Parte Marcoi, tiro di Marcoi secco e risponde Francisco Veludo, ancora Marcoi, alza e schiaccia, ancora per terra, l'arbitro non fischia, tutto regolare. Sono in 3, ricordiamo, i giocatori del Breganze. Scandiano la possibilità per 2 minuti di attaccare, ma deve anche stare attenta. Vediamo Crudeli che prende calma, Tatarani recupera palla, ancora agganciato, secondo l'arbitro è scivolato, quindi palla ancora in possesso del Breganze, che cercherà di far passare il più tempo possibile e perché no tentare qualche sortita offensiva. Vediamo Mittias, ora deve essere raddoppiato, così è. Mittias non passa, ma Tatarani non si vede, attenzione, 2 contro 1, Mittias finta di tiro, ancora bel gol, questo è bel gol di Scuccato, però Scandiano l'ha fatta grossa, ha combinato una frittata perché in superiorità numerica ha perso una pallina, ha consentito un 2 contro 1 concluso con una grande azione di Andrea Scuccato, veramente un alza e schiaccia, bel pezzo di bravura di Andrea Scuccato che pareggia a 2:09 dal termine del primo tempo. È rientrato intanto Gelma
uscirà Ballestero. Abbiamo detto Massimo Bassi è stata una disazione difensiva, come c'è stata qualcuna all'inizio gara, l'impostazione difensiva va bene, qualche disattenzione sul 4 contro 3 non si possono concedere contropiedi, è stato raddoppiato un uomo, era anche un buon momento per il Breganza che si è ritrovato da quasi a subire un gol da una punizione di prima contro a un contropiede 2 contro 1 insperato e ha castigato Scandiano. Scandiano ha ancora un minuto a disposizione, poco più di un minuto a disposizione, con un uomo in più. Franchi, Gelma, un po' di scoramento, adesso vediamo nelle facce scandianesi, partita è lunghissima e bisogna cercare di sfruttare anche questa situazione. Un po' sulle gambe, un po' Scandiano, adesso vediamo se dovrà un po' registrare gli attacchi. Marcoi tira direttamente su Scuccato, gran gol, anzi su Mitias. Gelma deve muovere la difesa del Breganze, Tatarani perde l'attimo, Gelma, tiro di Gelma, mette troppo a caricare Gelma in questa occasione, pronto a rientrare Samuele Amato. Intanto attenzione, Tatarani deve stare su Teixido, ha chiesto la collaborazione, il raddoppio ha chiesto, attenzione ancora Teixido, sguscia dalle marcature, diciamo che Breganze sta giocando meglio in 3 che in 4. Scuccato, ci vuole il raddoppio, ci vuole un minuto al termine del primo tempo, 2-2 tra Ubrocca Scandiano e Breganze. Attenzione, ora un 2 contro 1, Franchi davanti a porta, gol di Franchi che è stato calmo, ha aspettato e con un gancio sul primo palo ha messo a sedere Venudo, è stato calmo, ha avuto la giusta accortezza, sapeva di trovarsi da solo, ha spinto la marcatura dell'avversario verso il suo compagno e ha spiazzato Veludo, ha riportato a 52 secondi del termine nel miglior momento del Breganza, che è tornato in 4 nel frattempo, ha riportato Scandiano in vantaggio sul 3-2. Scuccato dietro porta, ci voleva questo gol perché era un brutto momento per Scandiano. Non è finito il primo tempo comunque. Teixido, Mitias, parte Mitias, palla dentro, attenzione, può ancora ripartire Franchi, però rischiava di effettuare un passaggio magari in un taglio sbagliato, magari in una linea di passaggio che doveva essere oggetto e desiderio del pressing avversario. Quindi Gelma, Marcoi, 8 secondi, attenzione, si cercherà l'ultimo tiro, 5 secondi, non fa in tempo a tirare Scandiano, finisce qui il primo tempo, Scandiano in vantaggio, oppure che Scandiano in vantaggio per 3-2 su Breganze, primi 15-18 minuti appannaggio scandianese, poi è venuto fuori il Breganze per una partita che si pronuncia bella e scoppiettata nel secondo tempo, a risentirsi per i secondi 25 minuti di gioco.
Amici sportivi, ben ritrovati per questo secondo tempo, sabato 28 settembre tra Ubroker Scandiano e Breganze. A parlarvi Sandro Rainieri, alla regia Manuel Stefani, alla telecamera Alessandro Chiavelli. Primo tempo che si è concluso a favore di Scandiano per 3-2. Dopo un 2-0 vantaggio scandianese, pareggio del Breganze, poi negli ultimi secondi, negli ultimi 50 secondi, capitano Alessandro Franchi in un'azione di contropiede 2 contro 1 ha piazzato la palla alle spalle di Veludo e quindi ha riportato in vantaggio Scandiano. Ora Gian Gregorio e Carmazzi sono a colloquio con i giocatori, sta per iniziare il secondo tempo. Vediamo i quintetti: Scandiano che attacca da destra verso sinistra, maglia rosso-blu, in porta Mattia Verona, gli esterni Marco in possesso di palla, David Gelmà, Franchi tira una saetta di Marco, finisce fuori e non si trova più la palla, è rimasta incagliata nella balaustra, nessuno la guardava in alto, ma era molto più vicino di quello che pensavo. Diciamo gli esterni Marco per Scandiano, Gelmà, Capitan Franchi, galvanizzato dal gol, e Massimo Tataranni. Dall'altra parte Breganzi, maglia grigia, da sinistra verso destra, in porta Francisco Veludo e gli esterni Samuel Amato, Mitians, Teixido e Scuccato. Palla la stanno provando i giocatori perché potrebbe aver preso una piega strana dopo quella fermata inaspettata sulla balaustra. Stanno un po' provando un po' tutti i giocatori per vedere se si può proseguire o se bisogna cambiarla. Dicevamo primo tempo per buona parte condotto da Scandiano, dopodiché Breganze, come era prevedibile, è uscito alla distanza negli ultimi 8 minuti, ha messo in mostra belle trame di gioco e in virtù anche della condizione atletica scandianese un po' calata, un po' a livello di attenzione anche un po' calato, è riuscito ad approfittare e a pareggiare addirittura in 3 contro 4 nel momento del power play scandianese. Sono giocati solo 7 secondi di questo secondo tempo, falli di squadra, vediamo 5 per Scandiano e 5 anche per Breganze. Può riprendere il gioco e riprendere la punizione dell'angolo al basso a favore dei veneti, che ripartono con Scuccato in possesso di palla. Bene Tataranni, abbiamo visto, bene anche Marcoi, bene anche il portiere Mattia Verona. Franchi è entrato benissimo in partita, Sergio Festa ha giocato poco, ha realizzato un gol di ottima fattura, qualcosina in più dovrebbe dare David Gelmà, soprattutto a livello offensivo, e ce lo aspettiamo. Intanto di Verona attento sul primo palo, Mitians si accentra, finta di tiro, scarica su Teixido che si infila proprio tra Gelmà e Tataranni, trova l'angolino e dopo 47 secondi Breganze si riporta in parità 3-3. Si è infilato Teixido in una difesa scandianese poco attenta, dobbiamo dirlo, stavolta è infilato nel palo più lontano, rasoterra come un funambolo, è andato Teixido. Se dovessimo scegliere il migliore in pista in questo momento non avremo dubbi e sarebbe una doppietta. Speriamo che ciò non avvenga con Scandiano perché è già successo. Ora sfortunato Gelmà trova il terreno poco amico, poi mette la stecca sulla conclusione di Teixido, poteva essere pericolosa. Tataranni riparte, Franchi, Tataranni da ultimo uomo, aspetta un blocco, anzi non lo aspetta, tira dritto per dritto, un tiro secco, finisce fuori di poco. Franchi l'unico a pressare alto. Scuccato all'indietro per Samuel Amato, si accentra ancora Mitias, va dietro porta, viene controllato da Tataranni, lascia l'incombenza, Scuccato, primo palo, attenzione, c'è il casco a salvare la porta, il casco di Mattia Verona. Scandiano in difficoltà in questo inizio ripresa. Gelmà si porta dentro l'area, scarica per Franchi, aspetta il suo blocco, poi Franchi
da palla indietro a Coi. Coi deve prendere in mano la squadra, cerca di entrare in area, scarica un po' a fatica verso Gelma, tiro di Gelma, bel tiro questa volta, tiro dalla distanza, ce l'ha nelle sue corde, deve provarci, bella respinta di Veludo, tunnel ora di Marco, un po' rischioso, non so se voluto o meno, ancora Coi, Gelma deve pattinare, Gelma se vuole liberarsi dalla marcatura di Samuel Amato, Tataranni, li vediamo un po' sulle gambe, gli scandianesi devono riprendere a correre, Gelma dietro porta, cerca un alzo e schiaccio un po' improbabile, palla 2 perché la palla non ha ravvisato gli estremi per un fallo l'arbitro Gian Gregorio in questo caso, sarà una palla 2 in virtù della palla finita nella rete. Marcoi parte, Marcoi cerca il lato sinistro, viene controllato da Teixido molto bene per la verità, dall'altra parte Gelma, vediamo se cercare lo spazio per il tiro, stavolta Tataranni si fa soffiare palle da Mitias, attenzione Mitias palleggia, bravo Franchi a sporcargli la traiettoria, riparte il contropiede scagnanese, Tataranni cerca ma non trova Gelma, o meglio lo trova sul fondo Franchi, Coi, Gelma, ancora Marcoi, palla dentro per Tataranni, ancora Marcoi in area, non ravvisano gli estremi per il fallo gli arbitri, attenzione un 4 contro 3, Teixido, Samuel Amato, tiro, respinge Mattia Verona, bravo a spostarsi sull'altro palo, sul palo opposto, Mitias, anzi Teixido, cerca il taglio di qualcuno, poi va in proprio, finta di tiro, sta facendo diventare matti veramente Teixido, c'è da trovare una contromisura, attenzione ancora Tataranni perde palla, Mitias deve andare incontro alla palla, qua se l'è fatta soffiare Massimo, Mitias prende fiducia ora Breganza che è conscio che è il suo momento, dopo 4 minuti dall'inizio del secondo tempo, tenta un altro schiaccio con Teixido, riparte Franchi, Gelma, tiro di Gelma, finisce dritto sui parastinchi di Mitias, qualcosa da registrare per l'attacco scandanese che ha perso un po' di verve, ha perso un po' di lucidità. Franchi Tataranni sulla palla, 20-40 al termine, 3-3 tra Umbruck e Scandiano e l'Anaro Breganza, dalla distanza ancora Marcoi, ci arriva ancora col casco Veludo, Marcoi ha preso a tirare un po' da fuori, è un'arma che può sfruttare, ancora Franchi, bella iniziativa ma bella e altrettanto l'interruzione, bella palla ora di Mitias, dall'altra parte Scuccato, attenzione Mitias è solo, tira accompagnato, finisce fuori, deviato, ancora Scuccato, ora è Breganza a mostrare una condizione atletica invidiabile, Teixido, vero funambolo, tecnicamente bravissimo, cerca un taglio di Samuel Amato, attento stavolta David Gelma, Scuccato, cerca un varco, palla all'indietro per Mitias, Samuel Amato, entrato intanto Borgo alla meglio su Tataranni, palla in mezzo, attenzione, la respinge un po' così Mattia Verona, cerca un alzo e schiaccia ancora, attenzione, ci stava per avventare Borgo, bravo a sporcargli la caduta Franchi, ora è Tataranni, Franchi è stato bravo a mettere il corpo Franchi in questo caso perché stava avventandosi Borgo, Franchi, palla per Coi, ora c'è il blocco fischiato Mitias, fallo di squadra, ora punizione la posizione centrale anche abbastanza invitante per i tiratori scandianesi, vediamo Coi che si prepara, Tataranni sulla palla, Franchi dalla parte opposta e Gelma dietro porta, Tataranni sulla palla, scarica per Marcoi che tira, diciamo un po' telefonato, non potente, Scuccato, passaggio telefonato questo, preda di David Gelma che recupera palla, è imposta per Capitan Franchi, 19 al termine, 3-3 tra Scandiano e Breganze, palla scandianese, deviazione di Samuel Amato,
Vediamo se Crudeli saprà gestire le risorse fisiche e tecniche della squadra scandianese. Ora è un fallo di Marcoi, trattenuta. 6-6 il computo dei falli di squadra. Dalla distanza Mitias si mola Franchi, poi litiga un pochino Marcoi con la rete dietro porte, quindi Gian Gregorio non può che fischiare una palla 2. Esce Davide, ma rientra Ballestero. Ballestero ha avuto un ottimo inizio, poi si è un po' spento nel primo tempo. Ora cerca di partire Tatarani anche lui molto bene all'inizio, poi un po' di d'ossigeno, sembra, speriamo si riprenda un pochino, perché deve poi far male al Breganze, che ora sembra in salute. Attenzione Amato dall'altra parte, la palla in rete, ci arriva, riesce a scavalcare Mattia Verona, e a 18-27 primo sorpasso di Breganze sul blocco scandiano di questa partita. A 18-27 4 le marcature per Breganze, che in questo contropiede si è trovato un po' la strada libera ed ha trafitto Mattia Verona, che poco ha potuto fare. È uscito il Capitan Franchi e è rientrato Sergio Festa. Non lo vedevamo da un pochino in campo Sergio Festa, autore della prima marcatura scandianese. Marcoi, Tatarani, ancora Coi. Vediamo se riuscirà a dare ritmo. Brutto passaggio questo di Ballestero, era lontano, era troppo lontano la linea di passaggio su Tatarani, e allora è scuccato, cerca il tiro, deviato da Sergio Festa. Riparte Ballestero. Festa deve riprendere confidenza subito, Festa col terreno di gioco. Tenta un tiro, Festa viene rimpallato, contropiede 3 contro 2, attenzione, Mitias per scuccato, attento sul primo palo Mattia Verona, perde palla ora Mitias, attenzione contropiede, brutta palla questa di Ballestero su Tatarani, se l'è trovata lì sui pattini. Ballestero ora a contendere la palla Samuele Amato, che ha la meglio. Borgo, tiro di Borgo, attento ancora Mattia Verona, Tatarani, attenzione a queste palle, Marcoi la domestica, palla dentro, pattino questo, forse fuori area ma pattino clamoroso. Tatarani, niente da fare per questo attacco scandianese, per questo contropiede. Ancora Festa ora che ci prova. Coi, Ballestero cerca di prendere campo, Tatarani cercano un po' di pattinare gli esterni scandianesi, a spazio Tatarani, attenzione Tatarani, tiro di ribattuta ancora Ballestero, palla deviata, contropiede, c'è solo scuccato, un 1 contro 1 con Marcoi. Marcoi ha la meglio e riparte. Bella palla per Tatarani, attenzione, metta dentro, palla dentro per il taglio di Festa che tira fuori, poi Coi perde una brutta palla, Texido che lamenta un colpo al volto, si ferma a 16-21 dal termine. Scandiano un pochino meglio negli ultimi 2 minuti, ha cercato un po' l'iniziativa. Texido lamenta un colpo al volto, sicuramente fortuito. Si dà la mano con Ballestero, avevamo visto bene, era Ballestero che gli era dietro, probabilmente il colpo partito da lui senza volere. Texido dietro porta, fuori per Samuele Amato, scambio con Mitias, Samuele Amato va a terra Borgo, dice di rialzarsi, Carmazzi, Mitias cerca il primo palo, attento Mattia Verona, pericoloso in questa occasione, fare attenzione. Texido veramente stasera migliore in pista fino a questo momento dell'intera partita. Tatarani esce per David Gelmà, anzi per Ballestero, ora è Gelmà in panchina, brutta palla di Coi per Tatarani che la rincorre, attenzione a queste palle, ancora contropiede per Ballestero, palla dentro per Festa, Marcoi, ancora Festa dentro per Marcoi, bravissimo Mitian, stavolta salvato
un'occasione colossale per Scandiano. Mitias è stato molto sveglio, fallo ancora scandianese, settimo fallo questo di Tataranni. 7-6, 7 i falli di Scandiano, 6 quelli di Breganze, il punteggio è 3 Scandiano, 4 Breganze. Dopo un doppio vantaggio scandianese raggiunti sul 2-2, ancora avanti Scandiano 3-2 e ora ha messo la freccia Breganze e onestamente sta giocando meglio, soprattutto la differenza la sta facendo Teixido, capitano Teixido quest'anno, non c'è più Cocco. Raddoppio scandianese sulla palla, Amato da distanza, respinge Mattia Verona, però la palla ritorna come un flipper a Samuel Amato. Teixido, bravo Marcoi a ringhiargli, a soffiargli palla, Ballestero, Festa, Tataranni, attenzione, Tataranni, palla dentro, ancora Ballestero, lamenta un fallo, Festa, brutta palla persa da Marcoi. Amato, bello, bravo Festa a ripartire subito, però forse Marcoi non doveva scegliere Sergio Festa che non stava sprintando, però se non altro ha ottenuto il massimo risultato, vale a dire un fallo di squadra pesante perché il settimo. 7-7 il computo dei falli, che per certe partite è determinante. Qualche problema per Francisco Veludo. Massimo Bassi, ragazzi, è uscito alla distanza anche come condizione atletica oltre che tecnica. Il primo dato credo che sia quello, visto l'andamento del match e la condizione atletica che è il perno che spiega questa mutazione dopo i primi 15 minuti. Credo che il Breganze sia più avanti nella condizione atletica. Per quanto riguarda il resto non è che non ci siano dei dati non significativi, perché i virtuosismi di Teixido stanno facendo in modo la differenza e rischiano di rimanere qualcosa che può ancora fare la differenza nel determinare l'esito di una partita che comunque è ancora aperto. Certamente Scandiano deve reagire, ha le possibilità per farlo, ha tanto tempo davanti. È vero che adesso è un momento favorevole alle Breganze, però ha dimostrato di saper organizzare buone trame offensive, soprattutto nel primo tempo. Più che altro deve agire come carattere, oltre che fisicamente, che abbiamo detto, è un tiro un po' senza pretese di Marcoi. Tataranni incita i suoi, manovra Teixido, Retis rientrato in pista per Borgo, da dietro porta, Borgo esce, palla dentro per Retis, sporca la traiettoria Ballestero, da lontanissimo parte Teixido che fa un po' di tutto, dal play all'attaccante aggiunto, gran giocatore veramente. Tataranni dall'altra parte, palla in mezzo, Festa la tocca ma in modo impreciso, era marcatissimo Festa, però è riuscito nell'ultimo tocco. Ore Borgo dall'altra parte, palla in mezzo, attenzione al Ballestero, ce l'ha dietro Borgo, è bravo a tenere il possesso di palla. Festa, palla in mezzo, cercava lo spizzo di Tataranni, non è arrivato. Dall'altra parte Retis, Teixido, Mitians, ancora Mitians, 13 al termine, Mitians fa secco Ballestero, poi Teixido, palla dentro, attenzione, Retis se la trova un attimo lì, time out chiesto da Crudeli, lo immaginavamo. Questo è l'ottavo fallo di squadra di Breganze, un dato diciamo a favore di Scandiano, anche se i falli sono lì. Crudeli cerca di riorganizzare un pochino i suoi, Degomir sta scrivendo qualche cosa, ha una squadra in condizione, ha ragione Massimo Bassi, è vero, Breganze ha cominciato un pochino prima la preparazione perché aveva 2 partite da effettuare per la Supercoppa, questo non è assolutamente una scusante, un alibi, però insomma Scandiano ha perso un pochino la verve che aveva nel primo tempo, vediamo se a livello fisico si ricompatterà e anche a livello mentale. Abbiamo visto
qualche faccia un po' smarrita negli giocatori scandianesi per qualche situazione sfavorevole. Vediamo se Crudeli avrà dato la carica necessaria per ribaltare questa partita. Punizione a favore di Scandiano. Tatarani è già davanti alla porta, chiede già la palla ai suoi. Riparte il gioco con Marcoi, uscita di Tatarani, questo è uno schema, palla Festa, bella palla per Marcoi, questo è un bello schema, bella iniziativa. Dall'altra parte Ballestero non riesce a superare Retis che lo marca molto bene. Festa, Coi, Tatarani, ancora Marcoi, Festa, passano i 5 secondi, attenzione, deve marcare, deve tornare, anche Marcoi deve ricompattarsi la linea difensiva scandianese. Penso banalmente questa palla, sono passati 5 secondi nella propria area. Siamo a 3/4 gara, intanto 12:22 al termine, Breganze avanti di una rete, 4 reti a 3 sull'Ubrooker Scandiano, dalla distanza fortissimo di Mittias, pasticcia un po' Marcoi, poi riguadagna il possesso di palla, molto bravo Veroni in questa occasione, attento. Tatarani deve tenere a galla un po' i suoi Mattia Verona, perché ci sarà qualche contropiede se Scandiano si butterà un po' in avanti. Sergio Festa, Ballestero, diciamo che ultimamente ora Festa cerca un tiro, ultimamente Veludo dorme un po' sonni troppo tranquilli. Marcoi, Ballestero, tiro di Ballestero, deviazione, poi lo stesso Ballestero va a recuperare palla. Tatarani all'indietro per Coi, ha un po' di spazio, tira dalla distanza subito cercando Tatarani nella sua specialità, stavolta però più lesto il difensore. La palla ritorna a Breganze che continua a manovrare con Borgo, va dietro porta, palla dentro per nessuno, ma proprio per nessuno si avvede, neanche gli scanesi. Questa forse andava chiamata questa palla. Festa cerca di uscire, Festa scarica per Coi, iniziativa personale di Coi, va dietro porta Coi, marcato strettissimo dall'uomo migliore Veneto. Dalla distanza Ballestero troppo caricare, ci ha messo, era più veloce nelle disecuzioni di tiro, aveva spazio. Sergio Festa, ora è fallo, è stato abbracciato Marcoi, nono fallo di squadra, dato importante, 10:40 al termine, punizione a favore di Scandiano, ancora posizione favorevole per i tacoli scandianesi. Si potrebbe forse tentare un tiro, va dietro porta Ballestero, non sarà lui a tirare. 11 secondi al termine di questa iniziativa scandianese. Vediamo saggiamente, guarda dove Teixido limita il tiro dalla parte destra e Marcoi, Marcoi finisce fuori. Amato, ora bisogna sfruttare il fatto, magari cercare un fallo quando si va in avanti. Bravo Festa, bravissimo a ottenere palla. Tatarani sul pattino di Teixido, stavolta ha sbagliato Tatarani. Teixido ancora, si ferma, fa ripartire la manovra Samuel Amato, 10:25 al termine, palla dentro per Retis, ancora Samuel Amato, dietro porta, scucato. Teixido, va su di lui, duro Marcoi, sfortunato però nel rimpallo, ancora Coi, bravo, ancora fa ripartire Tatarani, Tatarani, palla per Ballestero, Tatarani, ancora Tatarani, dentro area, rigore. Samuel Amato ci è arrivato troppo forte stavolta, fallo non cattivo ma gli è fanato addosso. Tatarani non aspettava altro, a 10 minuti dal termine, rigore per Scandiano e grossa opportunità per Massimo Tatarani. Dice Carmazzi, vai da quella parte che devo tirare. Momento cruciale
della partita, 10:02 al termine. Tataranni ha l'opportunità di portare Scandiano al pareggio. Parte Tataranni, ancora Veludo, alla meglio. Tataranni in possesso di palla, niente da fare, la maledizione dei tiri diretti continuo che a Scandiano, già il secondo sbagliato, prima colpi da Tataranni. Festa, speriamo risvegli un pochino Scandiano questa occasione, ricordiamo che ha 9 falli di squadra Breganze, c'è da cercare anche un fallo, non che Scandiano stia benissimo a falli, però potrebbe arrivarci prima all'esecuzione del tiro diretto, sempre che il tiro diretto sia un'occasione per Scandiano. Retis alza e schiaccia un po' grossolano, bravo Sergio Festa, dobbiamo dire Festa è entrato bene in partita, palla un po' lunga di Coi per Tataranni, alla meglio ancora Berganza, attenzione dall'altra parte, arriva solo un po' lunga anche questa palla per fortuna scandianese per Teixido che cerca di manovrare, prende la stecca e la mano di Coi, non viene ravvisato nessun fallo, attenzione al taglio di Retis, ci arriva Verona, ci è arrivato, bella parata di Verona, stavolta deve stare attenta anche qua la retroguardia scandianese, perché non deve andare all'arrembaggio Scandiano, manca ancora tantissimo. Coi va dentro porta, in area, non c'è niente secondo gli arbitri, dall'altra parte Amato, attenzione al 4-4-3, Retis, scuccato, Teixido si ferma e non sfrutta il vantaggio numerico. Amato, 8:25 termine, Ubroca Scandiano 3, Breganze 4, scuccato, Tataranni raddoppia, attenzione scuccato, nessun fallo anche qui, è caduto dopo secondo gli arbitri. Marcoi, palla per Tataranni che non se l'aspettava più avanti, forse problemi di intesa normali all'inizio stagione. Alla meglio Samuel Amato ancora su Marcoi, Amato cerca spazio per il tiro, non lo effettua, pronto a rientrare in campo David Gelma. Marcoi l'avevamo visto un po' stanco, attenzione a Teixido, dall'altra parte non si avvede Festa della palla, Marcoi sì, l'abbiamo visto un po' sulle gambe, effettivamente Marcoi uscirà, crediamo per rientrare verso la fine, attenzione scuccato, stavolta non riesce a passare e a bissare lo splendido gol che ha realizzato nel primo tempo. Amato, 7:30 al termine, scuccato, all'indietro per Amato, barra doppio Ballestero, occhio a commettere falli perché anche Scandiano dobbiamo comunque andare a conquistare qualche pallina perché è in svantaggio anche se solo di una rete. Il tempo passa, dalla distanza tiro ribattuto, Gelma esce Coi e rientra e adesso Gelma era Ballestero in possesso di palla. Festa, Gelma, Scandiano ha bisogno dell'atletismo e della tecnica di Gelma in questi minuti. Festa, bel cambio di passo di Festa che poi si ritrova un pochino solo. Ballestero, palla dentro, un po' telefonata, attenzione, si avventa Teixido, limite dell'area, perde l'attimo, per fortuna scandianese. Retis, palla recuperata ancora da Festa, niente da dire sulla prova di Festa, è stato bravo nei minuti che è rimasto in pista. Dalla distanza, dalla lunga distanza Ballestero, però la ribattuta è fuori dalla portata di Massimo Tataranni. Scuccato, Mitians, 5:55 al termine, sempre 4-3 per Breganze. Palla all'indietro per Teixido, vediamo se rimane. Sì, scadono in 5 secondi. Time out.
Massimo Bassi, questi 5 minuti, poco più di 5 minuti che mancano, secondo te Scandiano di cosa ha bisogno? Ci vuole tanto, ci vuole poco, un tiro diretto o magari no? Ma intanto ci vuole ancora un buon residuo di fosforo, un buon residuo di fiato, senza le gambe rischi di non combinare niente, nemmeno nelle situazioni facili. In avanti stiamo facendo un po' di fatica, ci si affida un po' troppo spesso al tiro da fuori, questo non è sempre un gran buon sintomo. Il Breganze si mantiene lucido e molto temibile, certamente un solo gol di differenza, 5 minuti e mezzo con gli ospiti, con 9 falli, lasciano ancora una volta la situazione, lo ripeto, apertissima. Scandiano deve dar fondo a tutte quante le sue risorse, perché con un Breganze che non sta calando dal punto di vista della velocità e dell'atletismo c'è bisogno di rimanere perfettamente in partita dal punto di vista del ritmo, intanto, che è la base per poter poi dopo realizzare qualcosa. Cercheranno infatti gli esterni scandianesi di metterci tutto il cuore e la grinta possibile, perché dove non arriva, diciamo, il fisico, cuore, tecnica e grinta, vediamo se in questi ultimi 5 minuti le possibilità le ha avute, può ancora averle Scandiano per realizzare questa partita. Mancano più di 5 minuti, un'eternità nell'hockey. Tatarani esce bene ma non colpisce, è uscito bene dal blocco qua Massimo. Ora è Samuel Amato che va via in bello stile, poi si ferma. Diego Mir sicuramente avrà detto ai suoi di non affondare tutti i colpi, perché anche se solo avanti di un gol Breganze può cominciare a giocare un pochino col cronometro, anche se abbiamo detto cercherà di non fare fallo quando non sarà in possesso di palla, quindi manterrà il possesso più lungo possibile anche per questo motivo. Mitias, fallo di squadra, e questo è il 10° per un blocco, ennesima occasione scandianese. Vediamo chi va Gelma, 10° fallo per la squadra ospite, quindi Gelma ha a disposizione una palla che scotta, ma può essere ancora determinante per l'esito di questa gara. Parte Gelma, gol di Gelma, gol! È stato freddo, si è mantenuto freddo, ha spostato il portiere da una parte e con un gancio l'ha costretto ad andare dall'altra, ma ci è arrivato prima lui e ha infilato, ha usato la testa come ci suggerisce Massimo qua di fronte. E ora Scandiano pareggia a 4,53 del termine e ora la partita può diventare più bella. Perde palla, ora Scuccato, contropiede di Tatarani, guadagna il limite dell'area, tiro dalla distanza di Festa, si rammarica perché si era posizionato bene anche se era distante, però l'ha alzata un po' troppo. E Gelma finalmente, bella punizione di prima questa di Gelma, si è portato dalla parte sinistra, è rientrato più velocemente del portiere sulla destra e l'ha trafitto all'angolo dopo il gancio. È stato freddo e ora seconda palla consecutiva persa dai Veneti. Ora Scandiano deve sfruttare questo momento favorevole dettato dagli episodi, però questa volta finalmente è stato sfruttato. Deve guardare un po' il cronometro, guardare un po' i falli e usare la testa, insomma, oltre che tecnica, cuore e grinta. Va dentro, ma bravo Veludo a fermare questa iniziativa di Tatarani che ha cercato il blocco. Ora dall'altra parte super parata di Mattia Verona su Samuel Amato, questa è una parata che può valere anche un gol. Amato ne ha, Samuel Amato l'abbiamo visto già in due, attenzione ora dall'altra parte, stavolta è stato fermato Teixido con le giuste maniere, non devono entrare in area i giocatori forti tecnicamente, poi para stavolta Festa, Ballestero dalla parte, lato sinistro, bravo Ballestero, non deve rischiare passaggi che possono essere preda dei difensori veneti, che possono diventare pericolosi in contropiede. Festa, marcatura a uomo ma non troppo pressante, 3:13 al termine. Gelma, brutta palla quella di David. Samuel Amato va come un treno, scarica su Teixido che in maniera fortunata
2 volte, la riprende, ma caparbia, dobbiamo dire. Scucato. Mitians. Amato, finta il tiro. Grossa prova anche di Samuel Amato, grossa prestazione. Palla dentro, attenzione, deviata. Riparte Sergio Festa. Cerca un alza e schiaccia, va dentro l'area. Rigore, segna il rigore. No. Fuori area, attenzione perché un arbitro ha segnalato il dischetto. Gian Gregoro che si allontana. Carmazzi ha visto fuori dall'area, quindi punizione. 11° fallo di squadra. Era più vicino lui. Caduto dentro sicuramente, come si dice nel calcio, fallo che si concretizza dentro l'area e comincia fuori. Salomonica, decisione forse salomonica dell'arbitro che... Fallo sembrava essere. Sì, certo, quello è entrato, l'ha lasciato sul posto. O per la gara di migliore si fa dura qua perché... Anche se un po' calato. Vediamo questi 2 minuti e 34, cosa succede? Vabbè. Determinante anche questo. Partita equilibratissima, a tratti a favore dello Scandiano, a tratti a favore del Breganze. Gli episodi le stanno un po' decidendo adesso. Ora Scandiano ha un'opportunità al limite dell'area ai tiratori. Scandiano per fare male a 2:34 del termine. Vediamo come Mitians vada a disturbare il lato più pericoloso. Giustamente fa il suo gioco. Tiro di Festa, gol di Festa! Gol di Festa! Conclusione potente e chirurgica di Festa, doppietta per lui. A 2:28 l'abbiamo detto, era un'occasione potenziale e Scandiano i tiratori ce li ha. E Sergio Festa ha pennellato una punizione fantastica. 2:28 al termine, Scandiano si riporta avanti in questa incredibile partita, ricca di capovolgimenti di fronte, e non è finita, manca ancora tanto. Mitians, palla dentro, pattino, Scandiano si riporta avanti, doppietta per Sergio Festa, veramente prima conclusione personale, azione personale, poi una punizione, un missile di Sergio Festa, veramente preciso, potente, che ha prima colpito il palo e si è infilata dentro. Se prendeva questo Francisco Veludo lo davo migliore in campo in tutto il campionato. Pasticci un po' col controllo scuccato, riparte Gelma, Gelma perde una brutta palla, attenzione, non fare fallo Gelma. Dalla distanza, super parata di Mattia Verona, riparte Gelma in contropiede, Ballestero in mezzo per Tataranni. Bravo Ballestero a piombare subito sulla pallina, perché sennò sarebbe stato appannaggio dei giocatori veneti. 1:37 al termine, palla a 2, partita incredibile. Scandiano sembrava morta dal punto di vista fisico, ha fatto girare a favore gli episodi e ha trovato la verve. Ora attenzione, contropiede, Gelma, brutta palla di Gelma, doveva stargli più vicino Ballestero, poteva anche andare su un angolo, Gelma tenerla. Scuccato, finta di tiro, Tatarani su di lui. Mitias, attenzione, non fare fallo. Teixido dall'altra parte e l'arbitro vede il rigore, vede un rigore, ce lo dovrà spiegare, forse colpito con il corpo, ma forse la palla non era alta. Se la palla è colpita dal corpo, ma se è colpita dal petto, la palla forse è alta.
se non è cambiato il regolamento, se l'ha presa di spalla, la palla è alta. Avevamo detto attenzione in area perché butteranno il più palle possibile. Ultimo avvertimento per Tatarani che ha protestato, tira fuori il cartellino Carmazzi, lo segnala e il migliore o uno dei migliori in pista, Teixido, a 1,04, ora l'opportunità a sua volta per pareggiare a 1,04 del termine. Decisione coraggiosa di Carmazzi questa. Pubblico incita Mattia Verona. Gerard Teixido non è uno che si lascia intimorire sicuramente, classe cristallina da vendere. Il giocatore ha l'opportunità di pareggiare. Tira Teixido, parata Mattia Verona, ora Scandiano deve tornare, Teixido dalla distanza, Samuel Amato, tiro rimpalato da Tatarani, Teixido dall'altra parte, perde palla ora Breganze e Scandiano 52 secondi da gestire. Tatarani subito in possesso di palla, cercherà l'angolo, sicuramente, cerca l'angolo, cercherà un fallo, qualcosa, bello, bravo Tatarani a dare palla all'uomo più lontano, Gelma, che ora la scaricherà ancora all'angolo, Ballestero, contropiede, Teixido, tira Teixido, ancora ci arriva Mattia Verona, che quasi quasi, fallo di Mattias, bravo Gelma, adesso è cresciuto molto, Gelma anche lui nel finale. Gelma, 18 secondi per portare Scandiano alla vittoria, guarda il cronometro, 12, non c'è fallo, Samuel Amato, gli ultimi 7 secondi, attenzione Samuel Amato, palla dentro, ribattuto da Festa, 2 secondi, la partita è finita e Lubrocher Scandiano si aggiudica la prima di campionato contro il Breganze di misura per 5 reti a 4 grazie all'ultima marcatura di Gelma. È una festa per i tifosi scandianesi, grande prestazione non per tutta la partita, ma Scandiano ha saputo reagire, ha saputo far volgere gli episodi a proprio favore e a vincere questa partita. Esulta Crudeli, esulta coi tifosi. Crudeli contentissimo, la squadra veramente ha compiuto un'impresa per come si era messa la partita e ha vinto questa prima davanti al proprio pubblico in maniera sofferente. È venuto fuori, come dicevamo, il cuore, la grinta, oltre la tecnica e la tenuta fisica che alla fine ha fatto la differenza. Sì, facciamo festa. Decreteremo il migliore in pista Lubrocher, Festa, anche se Mattia Verona lo mettiamo alla pari, lo terremo presente per la prossima, ma dobbiamo scegliere uno, quindi non ce ne voglia il buon Mattia. Partita, diciamo, dominata a tratti dal Breganze, soprattutto nel secondo tempo. Negli ultimi 5 minuti Scandiano ha ritrovato la verve, il cuore, la grinta e soprattutto anche un po' di fortuna, va detto, perché il palo gol è stato una vera perla di Sergio Festa. Grazie a questo Sergio Festa si aggiudica il premio per il miglior Lubrocher. Scandiano in festa con i propri tifosi, buona la prima, 3 punti d'oro questo Breganze, che possiamo considerare un avversario che punta deciso dritto ai playoff, le prime 6 posizioni, e quindi è stato un colpo grosso. I giocatori del Breganze salutano il proprio pubblico, quelli di Scandiano vanno a festeggiare con i suoi, e grande festa qui a Scandiano, 5-4 per Lubrocher, che può pensare adesso
a ricompattarsi, a vedere quelle cose che non hanno funzionato dopo il primo tempo, riassestarsi e riorganizzarli per la prossima trasferta a Valdagno sabato prossimo. Aspettiamo solo la premiazione per Sergio Festa. Abbiamo detto a Mattia Verona ex equo e lo premieremo sicuramente una prossima volta. Bene Tatarani nella prima parte, bene anche Marco, soprattutto nella prima parte. Germà è venuto fuori alla fine, ha realizzato il gol decisivo, un gol decisivo, quello del pareggio momentaneo, ma Sergio Festa è sicuramente il migliore in pista. Ed ora ne aspettiamo l'acclamazione. Sergio Festa, grande azione personale nel primo gol, punizione missile all'incrocio dei pali come nel secondo gol, stesso risultato su porte diverse, veramente bravo. Ha vinto lui questo migliore in pista broker e verrà premiato in questo momento dal nostro sponsor Spallanzani. Abbiamo detto anche di Mattia Verona, buon apporto anche di Capitan Franchi, abbiamo detto Tatarani nel primo tempo, Germà alla distanza, Ballestero anche lui autore di un bel primo tempo, poi un po' nel secondo. E tutto qui da Scandiano festante in questa prima giornata campionato nazionale Serie A1 e si aggiudica i primi 3 punti. E tutto qui da Scandiano. Sandro Rainieri, Massimo Bassi, Alessandro Tirelli e Manuel Stefani vi danno appuntamento al prossimo impegno casalingo, che sarà la partita di World Skate Cup, l'ex Euro Cup contro il Darmstadt, e dopo anche il settimanale turno col derby di Correggio. A tutti voi una buona serata e buon proseguimento con l'hockey.